non ci tiriamo indietro, assolutamente. Empoli-Napoli 2-1. Boh, tra il DAZN, che già si vede una chiavica pagando, DAZN su streaming, io è come se non l'avessi vista la partita. Però resta il risultato, resta la delusione, resta il fatto che un po', un po' di rispetto per i tifosi che vanno in trasferta, un po' di rispetto per chi si sveglia la mattina più presto, che fa tutte le cose che deve fare, il fuso orario. Insomma, una serie di cose che ti lasciano quell'amaro in bocca. Ma bisogna sottolineare un paio di cose. Prima di tutto, se il Napoli vince con la Roma e il tifoso medio fa sì, vabbè, ma era una rometta, è la Roma che ha giocato una chiave, che il Napoli non ha fatto niente di che. È un attimo solo però. Se poi perdi con l'Empoli, la Roma sarà più forte dell'Empoli come valori. Allora, se il Napoli batte la Roma, diamo meriti al Napoli. Se l'Empoli batte il Napoli, diamo meriti all'Empoli. È così che funziona, perché altrimenti se basta che tu sei più forte sulla carta per vincerle, allora non ne facciamo proprio i commenti. Invece bisogna commentare quando non funzionano certe cose. È chiaro, il turnover troppo esteso fa male a questa squadra. Non siamo in grado di rinunciare contemporaneamente a Fabian Ruiz, a un Mertens piuttosto che a un Insigne. A proposito di Insigne, ecco qua, ecco qua. Il Napoli senza Insigne vince sempre. 4 gol ogni volta che Insigne è il male del Napoli. Senza Insigne il Napoli va bene e vince sempre. Ecco qua. Senza Insigne il Napoli perde a Empoli. E che ne sapete voi che con Insigne in campo magari si inventava un cazzo e la risolvevamo? Quindi, prima cosa, smettetela. Seconda cosa, io sento poi i commenti. Ah, Milik non è buono proprio. Ha fatto 20 gol. Basta una partita in cui non segna, Ram gol a Milik. E che cazzo. Poi, altra telefonata alla radio ufficiale. Ancelotti è stato cacciato dal Bayern di Monaco. Secondo voi perché? Questi tifosi aspettano come l'acqua nel deserto, aspettano una sconfitta del Napoli per dire, per attaccare, per dire tutto quello che noi siamo le ciucciovette di noi stessi, non riusciamo a gufare le squadre avversarie, ma la nostra sì. Stavano là così, mo arriva a sconfiggere Napoli e i ricofatto Ancelotti, mo Milik non segna e io mo ricofatto che Milik non è buono e quando Milik ha segnato ma già sta zitto, non posso telefonare. Ragazzi, così non va bene proprio, eh. Non va bene proprio. Un attimo di equilibrio. Va bene, resta la delusione per la cosa, ma non potremmo un gol. Una squadra che comunque è seconda in classifica e tiene distante. Ancora aspettiamo le milanesi, ancora aspettiamo le romane, stanno sempre là a bascia. Canaricelo loro, che devono dire loro, che stanno inguaiatissimi e sulla carta hanno giocato a una rosa più forte della nostra. Che avessero a ricere. Che dovrebbero dire? Resettiamo tutto, dare la colpa ad Ancelotti per il turnover non me la sento, perché se non lo fai con l'Empoli quando lo fai? Quando lo fai che sta per arrivare alla partita più importante della stagione? Quando lo fai? Quindi giusto fare il turnover un po' troppo esteso, va bene, ne potremmo discutere, ma va bene, alla fine Luperto ha giocato bene, è venuto a mancare un ass probabilmente, ma io non mi aspetto che un ass mi risolva la partita tutta, va bene così, ma sono gli altri intorno che dovrebbero dare di più, quelli che hanno più minutaggio. Zielinski al centro deve dare di più se vuole essere un'alternativa a Fabian. Allan deve crescere di nuovo, perché non mi sembra l'Allan che ha cominciato la stagione. Quindi io me la prendo più con i punti cardine. Koulibaly non ha giocato bene. Capite quello che voglio dire? Il turnover era necessario, quindi non riesco a prendermela con Ancelotti più di tanto. La mentalità dei giocatori, voglio, sta tutto là. Sta tutto là. La testa fa la partita. Il Napoli aveva lo stimolo di battere la Roma, è rientrata in campo nel secondo tempo e li ha fatti neri. Il Napoli non aveva stimolo di battere l'Empoli. E poi ci aggiungiamo pure un'altra cosa, visto che ci piace pensare male, il Genoa con la Juve, le cessioni eccellenti, e il Bologna adesso potrebbe tranquillamente dire
Ma il Napoli, tutti i giocatori che si comprano dall'Empoli erano compresi questi 3 punti? Beh, lo possono dire tranquillamente e non mi sento di dar loro torto. Potrebbe tranquillamente essere. E quindi mi spiego perché tutte le plusvalenze gonfiate, la Juve, nessuno dice niente. E per forza che nessuno dice niente, perché lo fanno tutti. Probabilmente lo facciamo anche noi. Anche noi del Napoli, sicuro l'Inter, il Milan, intrallazzi con squadre più piccole. Voglio, è un mondo del calcio che è uno schifo oramai. Noi ci arraggiamo, ci facciamo il sangue amaro, vorremmo vedere la nostra squadra giocare meglio. Canne decise tutto quanto allora, dall'inizio, già lo sanno. Da New York Valerio Fluido è tutto e fatemi sapere se preferite il video così, senza cornice, perché a alcuni non piace la cornice, io l'avevo fatto per una cosa diversa, giusto per diversificarmi dagli altri, ma fatemi sapere nei commenti, fate i bravi e forza Napoli sempre.